Ritornati in diretta, ancora qua dallo studio casalingo di Made in Polesine. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando, anche oggi begli ascolti, grazie, veramente mi fa piacere. L'abbiamo detto ieri sera, per gioco ho cominciato queste dirette, però adesso ci stiamo prendendo, come si dice, gusto, perché vediamo gli ascolti, vediamo che stiamo facendo anche nel nostro piccolo un bel servizio pubblico, e questo lo sottolineiamo, ci fa piacere, e anche di contribuire da parte nostra per chiarire un po' di cose, sapere un po' di cose, conoscere un po' di gente e sapere un po' le difficoltà che tutti noi e tutti voi state affrontando. Allora, che dire? Le persone forse più fragili in questo momento qua, al di là degli anziani, come abbiamo parlato ieri abbiamo parlato che effettivamente in questo momento qua sono le persone più fragili e più anche lasciate sole, proprio per una questione tecnica e logistica. Però tra queste persone lasciate sole ci sono anche i degenti negli ospedali per altre patologie, perché purtroppo la vita va avanti e non ci sono solo patologie di coronavirus, ma anche di altri tipi. C'è un mio amico che da molto tempo, purtroppo per un problema grosso, è in ospedale, però non ha perso la sua verve, non ha perso il suo spirito, è un combattente nato, è uno al quale voglio bene. Non abbiamo mai frequentato le stesse compagnie, però ci conosciamo, penso ci stimiamo, e quindi adesso sento al telefono il mio amico Andrea Vianello. Al telefono Andrea Vianello, buongiorno, ciao Andrea, come stai? Ciao Leandro, sto bene, abbastanza bene, sì dai. Ecco, questo intanto ti fa specie che tu sei la persona più positiva e più ottimistica che conosco. È da un po' che sei all'interno dell'ospedale di Adria, sappiamo che hai una patologia importante, ma che comunque non ha niente a che fare con il coronavirus. Però ti volevo chiedere com'è la situazione di un degente in un ospedale in questo momento? Guarda, da ieri sera è catastrofico, perché hanno in gergo sigillato l'ospedale di Adria, cioè non puoi più ma proprio più da nessuno ricevere visite, perciò fino a poco tempo fa veniva una persona sola in orario di visita, adesso hanno tolto anche quella. Ma il motivo perché ci sono problemi a 300 e a Rovigo, e ora, onde evitare che ci siano contagi a Adria, hanno chiuso tutto praticamente. Ma ci sono... Per esempio, io ho bisogno di un cambio di pantaloni e non so, viene mia moglie, suona il campanello, consegna i pantaloni agli infermieri, l'infermiere mi porta i pantaloni, io se ho qualcosa da dare che deve essere lavata gliela do e lui gliela porta praticamente. Ecco. Succede così, insomma, ecco. Questo è già un grandissimo disagio per voi degenti. Com'è l'umore, al di là degli altri degenti, ma anche degli operatori, infermieri, dottori, come sono messi? Ma qua a Adria sono abbastanza tranquilli, perché poi sentono ancora più tranquilli con questa sigillatura, però dire che apertamente abbia visto o sentito qualcuno lamentarsi quanta gente, no, qua è cominciato tempo fa, neanche 15 giorni fa, che cominciavano a dire, sai, che quando ti vengono a trovare che sei in libertà, c'è gente che riceveva 7-8 persone in visita, no? Sì. Hanno cominciato 2 o 3 settimane fa dicendo state almeno in 2 e datevi il turno, no? Poi hanno cominciato a dire inutili che venite in 8, venite in 2 o 3 e basta, poi uno solo e adesso non viene più nessuno, insomma, proprio perché è la cosiddetta sigillatura, in modo che sto non venga portato dentro. Questo giustamente è così, visto che siete le persone più fragili in questo momento, al di là delle varie patologie, quindi sì, forse è un protocollo giusto da seguire. In ogni caso capisco anche i disagi che avete voi e i vostri familiari. Dopo il discorso per quanto concerne i dipendenti, quelli che lavorano qua, avevano cominciato a fare qualche tampone, non so se a campionatura o come sceglievano, e
adesso gli operatori girano col grembiule e sai quello che si abbottona da dietro, no? Ah, ho capito. Con i guanti, con le mascherine, qua tutti girano con la mascherina. Ecco, io per esempio vado a fare la dialisi da qui, dal reparto dove sono in medicina a lungodegenza, e devo mettermi la mascherina per andare, e mi provano la febbre prima di andare, e c'è che ci sono alcune cose che prima non c'erano, adesso ci sono un po' di più. No, stanno seguendo molto strettamente, diciamo, il discorso del state a casa, praticamente. Perfetto. Andrea, io ti ringrazio della tua disponibilità e ti faccio naturalmente gli auguri e spero quanto prima di venirti a trovare a Rivà, e vengo con le armoniche la prossima volta. Quindi Vieni con le armoniche, così ci facciamo una suonata. Ah, sì, ok. Vabbè. Grazie. Ciao, Andrea Pianello, e tutti i nostri auguri a te e a tutte le persone che sono all'interno dell'ospedale. Grazie a tutti quelli che stanno ascoltando, grazie a tutti quanti voi, ok? Ciao Leandro.